Allora, buonasera agli amici e alle amiche che guardano il Salotto Siciliano. Questa sera qui con i vostri soliti conduttori, Salvo e Davide, abbiamo una squadra di ragazzi freschi che vengono direttamente dall'underground della Piacere. nostra fantastica Noto e che questa sera approfondiranno con noi qualche minuto di rap e di musica. Buonasera ragazzi, presentatevi, diteci chi Pia- siete, cosa fate Piacere, brevemente. Nico Rap. Robo Coco. No, no, no. Non era trappettino? No, Mericella Strap. no. Benvenuti a una nuova puntata di Salotto Siciliano. Ragazzi, oggi abbiamo tre ospiti, due componenti, 2 su 3 della componente Tripudio Funk Crew, un ex banda rap, come Sì. vi posso definire? E poi- gruppo hip hop, sì. Gruppo hip hop. È un gruppo rap. Un gruppo rap E poi c'è- Tyrop, che rappresenta la nuova scuola dei rapper netini. Oggi, come potete ben intuire, la puntata si incentrerà sul genere rap e su quello che è stato prima e su quello che è adesso. Un A po' la nodo. situazione A situazione locale di questo genere. Lasciamo presentare i nostri ospiti. Ci presentiamo. Allora, buonasera. Vabbè, sono Salvatore. Dal 95, conoscendo Davide qui alla mia sinistra, abbiamo cominciato a fare rap. Più staccato? Ok, a posto, Ok. così è perfetto. Abbiamo iniziato, e prevale quella cosa che abbiamo detto prima, l'ansia da rapper, da microfono vicino. Dicevo, abbiamo iniziato a fare rap nel 95 e è stata una dimensione che abbiamo portato avanti per diversi anni, fino a quando poi non ci siamo dovuti separare perché io sono salito su a Roma e quindi lui e un altro amico, Francesco, sono rimasti, hanno continuato a fare musica, sia rap che reggae. Poi ci fu la mitica formazione dei Muffa Reggae e poi c'è stato un altro cambio perché Davide è venuto su a Roma e abbiamo fatto musica insieme per 10 anni, 11 praticamente, con un'altra formazione reggae e adesso basta, altri progetti, altre cose, però ne parliamo dopo, se no troppo tempo mi prendo. Prego. Io sono Davide, quello che ha presentato lui prima. Sì, siamo qua, 2/3 della Tripudio Fan Crew. Tripudio Fan Crew, io in realtà sono arrivato tardi, in realtà sono stato il terzo. Perché prima la Tripudio Fan Crew erano lui e Francesco. Ciccio, che salutiamo, Ciccio Di Martino, lo Yeah. salutiamo. che è occupato lavorativamente parlando. Che non solo fa Ci si dia musica. Venere. No, non solo fa musica, fa anche video ed è stato Iega uno ne dei miei snobba. insegnanti. Quindi se so fare video anche mentore. grazie a lui. Che cani snobba. Eh sì, ragazzi, facevamo rap, era questa voglia di esprimersi. Non volete considerarla musica, non la si vuole considerare musica, comunque sempre una forma d'arte è, perché poi alla fine scrivi in prosa, ti specializzi nello scrivere terzine, quartine, a giocarci sopra col tempo. È una forma d'arte ed era la forma d'arte di chi a Noto non aveva altro modo per esprimersi, perché Ignaccio non era un tipo che ne piaceva, sì, magari sì, a piazzetto pallone, ma non da entrare nella squadra, andarcene al campo sportivo con le squadre, eccetera, eccetera, un'altra cosa, non c'era un sacco di cose. E poi ci sono le generazioni nuove che noi non conosciamo assolutamente, poi in realtà. Vabbè, io sono Pietro. Io scrivo ormai da 5 anni, giusta la distanza del microfono? Sì. È giustissimo. Quasi 5 anni. Diciamo che più che altro ho iniziato proprio come valvola di sfogo. Perché, diciamo, dopo diversi periodi ho deciso proprio di cimentarmi in questo e ho capito che era, insomma, il modo migliore per sfogarmi e per, diciamo, riversare, diciamo, fare in modo che questa mia rabbia diventasse un qualcosa di produttivo e di utile effettivamente, che effettivamente con il corso del tempo mi ha anche aiutato ed è tuttora il modo con cui veramente mi sento meglio con me stesso in determinati periodi o anche semplicemente quando, così per divertimento, magari mettendomi alla prova su determinati generi, non voglio fossilizzarmi soltanto su un genere che è il rap, che è sicuramente il mio genere principale, è quello a cui tengo di più, però Rap non trap, giusto? rap non trap, magari un rap un po' più moderno, anche un pochino più melodico, magari, ma perché sono cresciuto anche ascoltando cantautorato o
comunque in generale, anche in un secondo momento musica commerciale, americana Assolutamente. magari. Comunque essendo cresciuto con questo miscuglio di generi non riesco a stare fisso su uno, però comunque diciamo mi metto sempre costantemente alla prova per Eh. differenziarmi. È una domanda che voglio fare ai nostri ospiti tutti e tre. È stato, voglio capire la differenza cioè voi dovete dirmi il vostro mentore da piccolo, cioè il vostro artista Sì. mentore, e voglio sapere poi anche il tuo, giusto per capire proprio gli intervalli che abbiamo davanti. Parliamo sempre di rap, ovviamente. di rap. Certo. Comincia tu che sei stato il primo a presentarti, Ok, e poi facciamo in ordine. non posso non dire Neffa. Neffa o Caos? Lì sono veramente indeciso, ma la risposta è quella. Neffa. Tu Antonio? Io- Anzi, Antonio. Ma vedi, prima mi hai fatto confondere, hai detto Antonio. Antonio sei tu, vedi che ti Appunto, confondi. vabbè, Gian così. Giovanni mi chiamo, per gli amici Giosueppe. Che dirti? Neffa, anche se in realtà è arrivato dopo, perché la cosa che avevamo noi di particolare è che abbiamo anche lui, in realtà. Sì, abbiamo poi, c'è stato quello che il rapper che ci piaceva di più, quello che secondo noi spaccava di più, aveva più stile, però noi eravamo partiti da che non conoscevamo nessuno, cioè non ci ispiravamo a nessuno, e questa cosa ha fatto sì che la gente ci riconoscesse proprio per il fatto che noi non ci ispiravamo, perché c'è la gente di Siracusa che era cresciuta con sottotono, e quando tu li sentivi cantare erano, capito, con quelle sonorità fissati, scossolo, West Coast, eccetera eccetera. Invece noi no, però se ti devo dire sì, anche perché voglio dire era il periodo, in quel periodo c'erano già le cassettine e tutto quanto, e poi uscì Neffa e i Messaggeri della Dopa, ed è, cioè, a me per esempio più che Neffa poi è piaciuto di più Esa degli OTR. presidente. Il presidente è una bomba in freestyle, cioè lo vidi le prime volte in freestyle, sono rimasto veramente scioccato. Ma per me, allora, prima di interessarmi totalmente al rap, che si parla di come anno, forse il 2016-2017, comunque ascoltavo sempre musica anche di Fabri Fibra o Neffa, comunque quelli più conosciuti in un certo senso di questo genere. Però di sicuro l'artista che mi ha più cambiato la visione della musica in totale è stato XXXTentacion, che è rapper americano, rapper ma artista americano, versatile, davvero molto versatile, che ha spaziato anche lui con tantissimi generi, e il fatto di vederlo il momento prima parlare magari della sua depressione o comunque di paranoie, di tutto quell'aspetto più intimo dell'anima umana. Poi vederlo nel pezzo dopo, completamente fomentato e incazzato col mondo, veramente mi ha sconvolto totalmente, mi ha preso proprio da subito, da subito. E a proposito di questo, mi veniva in mente già la prima cosa di cui potremmo parlare, che è molto interessante, ovvero voi avete parlato di cassette e lui ha parlato appunto di album, quindi già tipo è uscito a mezzanotte, lui a mezzanotte stava ad ascoltare l'album, voi tipo fra una settimana quando usciva l'album E poi riuscivate dopo, Sì, se dopo tutto parliamo va dei bene, sì. videoclip. E secondo me è interessantissimo far capire ai nostri ascoltatori che prima non erano queste le modalità che avevate per ascoltare rap. Voi non avete idea che non c'era neanche la modalità per farlo, perché noi abbiamo Io mi ricordo subito il videoclip di cominciato- Munno Gancia. Aspetta. Il microfono. Aspetta, lascia perdere, perché noi facevamo le produzioni, magari le facevo io, ho sempre fatto io le produzioni, eccetera, eccetera. E ragazzi, non c'era l'MP3. Non c'era l'MP3, noi non avevamo un computer nostro, avevamo un amico con un programma tipo che era Magic Music Maker, tipo una cosa con dei campioni, dei loop. Dopodiché convertivamo in Wave con una delle prime versioni di Soundforge, dividerlo a pezzettini, perché lui non aveva il masterizzatore, quindi dividerlo a pezzettini da 1,30 MB massimo Quindi qualità... nei dischetti. Volevo precisare questo, da 1,5 MB quindi e qualità i molto dischetti. bassa. Nei dischi- parliamo no, di la floppy qualità disk. era il file WAV. I floppy. Era il file Però WAV, un però era megabyte. a pezzi ognuno in un Erano dischetto. 1 secondo e mezzo di brano. Preso, tagliato, messo nel disco e portato dove doveva essere in montato. WAV 3 minuti di pezzo sono all'incirca 30 mega, 35 mega. Immagina diviso per 1,5 MB di dischetti che ci volevano. Poi andavamo da un altro amico con i dischetti numerati, ricomporre la traccia
pezzo per pezzo, stiamo parlando di una traccia, Sì. ok? E lui aveva il masterizzatore. E se un dischetto non funzionava, tornavamo di là, allora il dischetto 25, il pezzo 25 non funziona, lo devi ripassare, oppure usare Dr. Disc, che era sto coso che forse ti cioè, Allora era meglio, cioè voi facevate le terze strofe, dovete fare già le prime strofe, almeno invece di 30 dischi avete 10 dischi ed eravate a posto, no? Esatto. Cioè dovete pensare prima invece di... Non potevamo sapere che finiva così, Questo però. in che periodo? Cioè, registravate in questo modo? Sì, 96-97. Ok, ma poi è cambiato. Ho visto nel videoclip Umunno Kancia, quando è stato fatto? 2001? Umunno Kancia? no, è stato fatto prima che io salissi, quindi siamo 99-2000, penso. Proprio a cavallo comunque di quel momento. Già eravate col microfono, tutti attrezzati. Ma, allora, noi ti descriviamo la situazione che era parecchio nostra, perché già comunque negli anni 90 c'era chi si poteva permettere gli inizi degli MPC, gli Akai, i 950, perché Sì. comunque no, c'erano già. Il problema è che non ce lo potevamo permettere noi, e quindi per questo facevamo queste, diciamo, questi, non lo so, questi sforzi incredibili per mettere insieme l'equivalente di una canzone. Ma a Un Nodo già pezzo. c'erano studi di registrazione professionali? Non per il rap, e comunque non di gente che era interessata al rap, perché abbiamo anche provato qualche volta a pensare di fare una cosa di quel tipo, Sì. però non c'era la mentalità, non c'era l'interesse, che era la cosa che ti faceva più male, perché comunque qualcuno ti diceva: caspita, siete bravi, dite qualche cosa, comunque funziona Sì. la roba che proponete, e ti scontravi ovviamente con chi lo faceva ad un livello più tecnico e aveva un altro tipo di prospettiva, e diceva: ma che è sta cosa? Dov'è la musica? No? E quindi per forza rimanevi in un certo circuito, chiamiamolo underground, che per noi però era l'unica via possibile, l'unico modo possibile per fare questa cosa. Però secondo me c'era una colpa tra chi faceva il rap, ovvero che era molto esclusivo. Verissimo, eravamo esclusivi ed eravamo anche divisi fra di noi, perché c'era comunque un discorso sia territoriale che anche proprio di stile, cioè il fatto che a Siracusa avessero un'influenza di quel tipo e che per noi fosse la West Coast, perché a quel tempo si ragionava sì, in termini di costa East e di costa West, perché c'era chi era seguace o comunque simpatizzante di Biggie o di Tupac, Sì. e di tutti gli altri che c'erano in mezzo, quindi insomma anche noi subivamo totalmente questo tipo di cosa, che era in contemporanea con gli Stati Uniti, ma che era Non ti anche una apparteneva. cosa tutta nostra, perché in Italia negli anni 90 non è che c'era il ghetto, c'erano le case popolari, che è una cosa molto differente dal ghetto Assolutamente, americano, non però c'erano noi né abbiamo Crip né applicato sì, Esatto. però Però c'era la West Coast italiana che erano gli SR, la SR Razza, per la miseria, I certo. sardi si consideravano la West Coast, La West italiana. Coast, sì, insomma, con questo modo molto, molto sciallo, molto assolutamente sì, che ricalcava proprio. Noi eravamo un po' più fissati con il lato East, ma in realtà, sempre per quel discorso che faceva lui, non avevamo un'ispirazione precisa, perché ci arrivava così poca roba che A me dovete raccontare di come facevate ad ascoltare musica a quel tempo. Che di come fate facevamo a fuori- reperire la musica. Reperire. Sì, reperire. Beh, era molto semplice, nel senso, idealmente, poi le cose si complicavano praticamente. Noi avevamo una o due riviste tramite le quali sapevamo che cosa succedeva nel rap italiano, perché sennò c'era il passaparola, finito, non c'era internet, non c'erano altre forme che ti davano come oggi una cosa immediata, e quindi c'era quello. Allora sapevamo che era uscito il disco nuovo di Chaos, di Neffa, di Graf, di chiunque ci potesse interessare, allora ci mettevamo sul motorino, come raccontavo, diciamo, fuori onda, e si partiva verso la città, che era Siracusa, perché a Siracusa c'era l'unico negozio di dischi grosso per tutta la provincia, Sì. e si andava lì. Ora, lì succedeva una piccola cosa che non era proprio nell'ambito della legalità, ma si faceva, cioè lo stesso commerciante ci faceva una copia del disco, perché non ce lo potevamo permettere, si faceva una colletta fra tutta la gente che ne aveva di Sì. bisogno, tipo 1, 2, 3, 4, 5 ragazzi, qualcuno partiva a Siracusa, si faceva la copia, e quindi con una cassettina che oggi chiamiamo pirata, ma che per noi era
la cassetta, non La c'era, cassetta. quindi già con una qualità insomma che poteva essere quella che era. Immagina tu quando la doppiavi 3, 4, 5, 6, Certo, 8, non 10 è- volte. Cioè a me la cassetta di Chaos, la prima volta che mi è arrivato Chaos in mano, mi fu portato da degli amici che stavano dalla parte di Palermo, perché frequentavo e mi arrivò una cosa che era praticamente inascoltabile. Mi arrivò il disco Fastidio, dove lui già di suo aveva una voce molto cattiva, molto Sì. arrabbiata, così io capivo un quarto di quello che lui diceva, però ce l'avevi, avevi la cassetta di Chaos. Questo era il risultato, capito? E quindi andavamo lì, facevamo questa cosa, poi si ritornava a Noto e si faceva la copia a chi gli spettava, ma poi ovviamente la cassetta girava. Quindi questo era il modo per ogni uscita che c'era. Poi sono arrivati i CD e vabbè, con i CD praticamente era la stessa cosa, perché comunque il supporto fisico ti serviva. Poi è arrivato internet e vabbè, grazie a Dio. insomma. Oltre a questo era bello anche analizzare di come non vi stancassero subito i dischi, perché un conto è che ce l'abbiamo a disposizione subito, dopo una settimana smettiamo di ascoltarlo, così una settimana solo per reperirlo, poi per ascoltarlo devi avere tutta la tua Vabbè, tutta assume tua- tutto un altro valore. Sì. La musica Sì, che e ascolti. l'ascolto era, come lo definisco io, ossessivo, perché tu avevi quei dischi e quindi quelli potevi. Io quando ho cominciato a scrivere non è che avevamo le basi. Chi aveva le basi? Nessuno aveva le basi, perché non c'erano produttori. Qui a Noto c'era qualcuno che faceva le cose ma se le teneva gelosissime, e se riusciva a fare una collaborazione era perché eri andato oltre la disputa fra le crew, perché solitamente ci odiavamo, qualche volta riuscivamo anche ad andare alle mani, ad una jam simpatica, se volete questa poi ve la racconto, dovevamo a Catania, a Siracusa, non mi ricordo, concetto Colle del Fomento, ci fu una rissa praticamente, perché qualcuno insomma ebbe un atteggiamento poco carino, c'è stato un momento di freestyle, noi riuscimmo a lanciare sopra il palco Davide, perché c'era insomma sto bel momento di freestyle con il Colle, quindi insomma bello, se non che uno della crew di Siracusa, che ora non ricordo nemmeno come si chiama, disse tipo no, una cosa brutta contro. Vaffanculo Noto. Vaffanculo Mentre Noto, faceva ecco, freestyle sì. si imbappinava e disse vaffanculo Noto. E quindi niente, successe il parapiglia, cioè sono arrivato ad alzare le mani pure io, che normalmente non sono una persona che fa queste cose, per farti capire qual era il livello di tensione e quindi di esclusività delle cose che facevamo. Quello che avevamo era nostro, totalmente nostro, solo nostro. Molto, molto cattiva come cosa, quindi è anche per questo che non potevamo uscire e fare le cose più di tanto, però c'era una dimensione, c'era, e riuscivamo ad avere accesso alla musica. E ti stavo raccontando questa cosa, poi io mi perdo, perdonami, la chiudo. Come scrivevo io scrivevo sui pezzi, quindi i miei pezzi io li scrivevo sulla base dove c'era il pezzo di Chaos, Sì, ascoltando il pezzo di Chaos, che è una cosa che se ci pensi, come fai a distinguere anche la tua metrica dalla sua? Come fai a perché cantarli la sentivi sopra? più forte nella tua testa, eri obbligato, perché altrimenti non ti rimaneva nient'altro che fare, batterti il dito così e scrivere. Come dire, filtravi automaticamente con il cervello la voce di Chaos dell'artista che c'era e ti sentivi solo la base. È per questo che poi con il freestyle ti veniva naturale, perché eri obbligato a trovare un tuo spazio nella testa dove mettere le parole e farcele stare. Molto diverso da come si fa adesso, ovviamente, perché adesso per fortuna abbiamo le basi, abbiamo un sacco Pietro, di come si produttori. fa adesso? Come si fa? No, vabbè, io è raro che scrivo senza un accompagnamento sotto, quindi senza un beat, senza una base sotto. Infatti aspetto sempre magari i miei producer mi mandino qualcosa, che mi mandano a blocco, cioè tipo 7-8 beat a producer, quindi comunque posso scegliere i beat che mi colpiscono di più, quelli che mi fanno immaginare dei flow migliori o comunque anche dal punto di vista metrico e tutto, melodico ovviamente. E poi ovviamente mi ci metto, scrivo, non per forza tutto d'un getto, magari ci sono alcuni pezzi che scrivo anche in pochissimo tempo perché mi viene proprio istantaneo, e altri che invece magari più impegnati richiedono più tempo, più concentrazione anche. E poi vabbè, sta tutto nel trovare il momento giusto in cui si ha più ispirazione per buttare giù qualche rima.
e chiudere il pezzo. Io vi devo fare una domanda, partiamo da Pietro questa volta e facciamo il contrario. Quando avete capito che fare questa cosa era la vostra, cioè solitamente si usa dire quando avete capito che questa merda era la vostra cosa. Ma vabbè, io all'inizio non ero neanche così sicuro di me, nel senso ho iniziato proprio per necessità, con questo mio compagno, con questo mio amico di Pachino, Pierluigi, sì. Abbiamo iniziato a scrivere lo stesso giorno, perché eravamo entrati tutti e due in fissa con il rap nello stesso periodo. Lui veniva in classe con me, poi, ma è stato in classe con me tipo per 3 mesi, una cosa del genere, al primo, quindi appena conosciuto, passione in comune, dobbiamo fare qualcosa insieme. Quindi abbiamo iniziato a scrivere da lì. E poi comunque con il tempo, diciamo, ho raccolto non recensioni, comunque dei pareri Dei degli feedback, altri, a tutti gli dei effetti. feedback, esatto. E comunque con il tempo, vedendo che tante persone mi dicevano continuo perché insomma riesci, ho detto vabbè, a sto punto vuol dire che mi ci devo proprio mettere seriamente, cosa che ancora non faccio perché ci sono problematiche sempre per registrare. Comunque queste cose sono cose che ancora ci sono. Ci sono. Sì. Però comunque vabbè, mia intenzione è, insomma martellare, andare dritto verso quella strada. Cronologicamente non te lo saprei dire, comunque sarà stato... No, è tipo il momento esatto dove tu stavi facendo questo, ho detto vabbè. Ma sicuramente qualche volta che ho fatto sentire un pezzo a miei amici e ho visto la loro reazione, che non era più un ah bravo, ma hanno avuto una vera e propria reazione, magari un pezzo serio, sono rimasti a bocca aperta o comunque Ok. un po' stupiti di ciò che avevo partorito. Oppure al contrario, magari in pezzi più forti, sono magari vedendo la loro reazione in base proprio a questa potenza che emanava il pezzo, magari ovviamente sto esagerando, comunque in base alla loro Altro che- reazione, insomma, ho capito che la cosa, insomma, poteva andare avanti e può andare avanti. Così. Ok, continuiamo. Antonio, Davide, Un'aquila Gian quando Giuseppe. capisce che deve cominciare a volare. Minchiata, è così, no? Quando lo capisci, sarà stato sempre 95-96, perché io prima di tutto ho cominciato con la break dance, prima dell'emsing, prima di Ok. scrivere. Come Per me, questo bello. io sono entrato dopo nella crew. E così all'inizio lo fai per provare, non è che sai se riuscirai oppure no, non è che dici, non decidi che quello dal momento in poi sarà quello che vorrei fare, non per forza, nel senso ci provi e poi le reazioni delle persone che ti stanno attorno fanno tantissimo, no? Se tu ci credi, ma ci credi poco e gli altri ci fanno credere di più, nel senso ti danno quella forza di "Minchia, sei bravo, continua. Quello che hai cominciato magari per scherzare o per prova, poi ti ci metti e lo fai tuo. Se sei anche portato e spinto, perché non è da tutti, però per questo dico, quando sai che una quella è pronta a volare, cioè nel senso, quando cominci a Quindi farlo, non è- capisci non è se tipo poi un colpo di continuerai o... Sì. Io pensavo fosse proprio un colpo di fumo, nel senso stavo scrivendo e dico minchia, oh, ma sta cosa la voglio fare continuamente. No, è una cosa Cioè, non graduale. c'è una cosa. No, poi è una Ma cosa in che ti tutte accompagna e cose, non in ti tutte lascia cose è più. graduale. Io ti posso dire, prima della mia risposta, forse il meccanismo che c'è dietro questo, perché vedi il fatto che l'hip hop sia costituito da 4 arti, queste 4 arti hanno un lato dietro, chiamiamolo così, un lato davanti. Il lato dietro è la tua pratica, quello che la pratica dà a te quando la svolgi e quando resta nella tua intimità. E poi c'è il lato esterno. Il lato esterno è proprio è quello che diceva lui, cioè quando ti rendi conto che questa cosa che tu stai cacciando fuori ha un impatto. A seconda dell'impatto che ha, tu non puoi rimanere indifferente, perché è una roba che hai tirato fuori tu dal tuo intimo. E quindi è lì il passaggio, non è tanto la cosa di volere continuare a farlo, ma è la cosa di volere iniziare a ragionare in una maniera che sia così. Mi spiego. Più che dire io lo faccio, mi piace perché gli altri si gasano, suscito la cosa. No, per me non funziona così, è perché mi devo liberare.
E ora ti do la mia risposta, perché così con questo cappelletto lo capiamo meglio. Cioè, io avevo bisogno di scrivere, proprio a livello di, di malattia, ok? Era una necessità, io ho sempre scritto di prosa, poesie, racconti brevi, da sempre, ho fatto il giornalista anche, e adesso lavoro in un ufficio stampa, quindi cioè, per me la parte della scrittura è sempre stata una cosa che mi serve per comunicare, perché sennò divento scemo. Devo scrivere, devo lasciare al foglio queste cose e me ne devo liberare. Quindi già quando fai questa prima azione hai messo un qualcosa che è tuo. Questo foglio di carta è mio perché dentro c'è roba mia. Se tu gliela metti nelle mani di qualcun altro e vedi l'emozione negli occhi di quel qualcun altro, è quello il momento. Perché dici, cazzo, è bello. È bello che gli altri mi dicano che io ti comunico qualche cosa, perché capisci che quello che hai dentro può servire, no? È comunque un contatto. E poi c'è la parte della musica. La parte della musica è quella che connette tutto quanto, perché è quella che ti trasporta dalla dimensione intima al contatto con gli altri. Quando la gente comincia a fare così, ecco, il mio metro di valutazione quando facevamo reggae era questo, perché noi abbiamo fatto sempre reggae a Roma o comunque in posti dove il siciliano, e noi abbiamo fatto reggae parecchio in siciliano, non lo capivano. Però qual era la cosa? Se la gente cominciava a fare così, è quella la risposta che ti serve. Anche se lo fa una sola persona, tu stai colpendo. E allora è quello che voglio fare. Voglio dare un messaggio, portare un qualche tipo di contenuto. Ora io faccio una domanda. Come veicolava il rap a Noto, la vostra musica a Noto in quei periodi? Soprattutto a Noto però. Ma come veicolava, tu ci vuoi chiedere, cioè chi c'era o Come che girava tipo di rap come- si faceva? Come girava? Tutti conoscono la canzone Umunnu Kancia, ma penso Wow. la conoscono tantissimi, cioè c'hanno sto ricordo e quindi in qualche modo è riuscita a girare, non so in che modo. C'erano degli eventi ovviamente, perché pur essendo insomma noto quello che tutti un pochettino sappiamo, c'era un minimo di vitalità. C'erano gli eventi che noi organizzavamo fra di noi, che erano dalle piccole jam, quindi da dei piccoli ritrovi di 7, 8, 10, 12, 15 persone fatti nel garage sotto casa oppure in piazza sotto la statua chissà dove, ok? Fino alle situazioni dove riuscivamo magari a chiamare qualcuno anche da fuori, qualcuno di grosso, oppure anche no, ma già il fatto che ti venissero 10 persone da Siracusa, 7 da Avola, 4 da Rosolini, 10 da Modica, tu avevi una cosa incredibile, che passavi pomeriggi, giornate, nottate a scambiarti rime, passi di breakdance, roba da disegnare sui muri, Ok. eccetera. Lo veicolavamo, scusa, ma allungo, lo so, lo veicolavamo perché queste cose comunque la gente le vedeva. Certo. Alla festa della musica, piccole cose che si facevano in cui noi andavamo comunque a portare, la gente se le ricorda perché le ha viste in queste occasioni, poi perché abbiamo fatto qualche video. Io non ovviamente. so cosa porta, per esempio, lui, no? Ai tempi che facevamo noi, ripetavamo i pezzi davanti allo specchio, a casa e tutto quanto, perché sapevamo che l'unico momento per l'esploit di ste cose, per tirarle Sì. fuori, oltre alle gemme, che bene o male non è che tutte le gemme finivano che tu mettevi le tue strumentali e cantavi, i gemme erano un pezzo, due pezzi, poi freestyle, eccetera, eccetera. Ma quando sapevi che ti dovevi preparare per gli eventi che una volta si facevano a Noto e che adesso sono spariti, spazio ai giovani zero, spazio agli artisti emergenti a Noto, Perfetto. manco per il... ok? Cioè, tu ti preparavi perché minchia stasera c'è la festa della musica, ci esibiamo, dobbiamo fare questi 8 pezzi e tu stavi lì perché era quello il momento, non era il ripassarti il pezzo perché poi facevi il video e avevi finito lì, perché cioè io non penso lui che si esibisca dal vivo, quindi Ora nel gli momento... facciamo la stessa domanda. Nel momento in cui lui adesso si prepara il pezzo, se lo prepara poi per registrarlo e fare il video, diciamo che ha finito. Invece noi eravamo un continuo, perché poi ne spostavamo a Catania che c'era la nostra serata, a Siracusa che c'era la nostra serata, e ci andavamo a cercare le serate per veicolare in questo modo, perché non c'avevamo Sì. manco di ripassare. Poi siamo stati tra i primi, non i primissimi, a fare pure un videoclip all'inizio di quando cominciò poi a uscire YouTube, perché Ok. Umunnu Kancia è uscito con un videoclip che è venuto dopo. Ah, ok.
Fatta alla stazione. Sì, ma è venuto dopo, almeno dopo un anno che era uscito già Munnu Cancia, perché già Infatti ci sono 2 video su YouTube. non lo so, ma Munnu Cancia, Picchi Cancia o Munnu, perché era la fase già che lui si stava trasferendo a Roma, la scuola era finita, le superiori, poi lui è andato all'università eccetera, quindi il mondo per noi stava cambiando. È il nostro periodo. Cioè un Munnu Cancia era quel mondo che stava cambiando, da che potevamo stare assieme tutti i pomeriggi dopo la scuola, chi stava in questa situazione finiva. E Anche tu non l'accetti di buon grado, di è que- un cambiamento che si deve fare. questa cosa mi fa ricordare anche che farai di Frank Siciliano, no? E di Misto non è perfetto, cioè anche uguale Ora quel viaggio. facciamo la domanda a Pietro. Come circola la tua musica a Noto? Vabbè, ormai con il fatto dei social comunque è tutto da lì, nel senso si fa un po' di promozione, si fa sapere che a breve esce il pezzo, comunque poi è tutta questione di passaparola oppure sempre magari su Instagram con le storie. Quanti tutti eventi hanno hai la fatto a curiosità. Noto? Cosa? Quanti eventi hai fatto a Noto? Neanche Cosa? uno. A Noto neanche uno, però a Siracusa un po'. 3. Sì. Vabbè. Sì. Perché sì, mi è stata data questa possibilità la prima volta nel 2019, fine novembre del 2019, in questo locale a Siracusa incontrata Targio, che è appunto un locale disperso che quasi nessuno lo conosce. Sì. Avevano organizzato questa cosa? No, continua. Avevano organizzato questa serata a tema, anche se comunque era abbastanza vario, nel senso c'era rap, c'era trap, c'era reggaeton pure, quindi insomma una cosa un po' in grande ed è stata data la possibilità a artisti emergenti della provincia e non comunque Sì. di esibirsi. Ovviamente c'era un minimo di selezione, nel senso che prima si facevano mandare qualche pezzo prima di darti l'ok per poterti esibire, ovviamente. E poi questa cosa è successa altre 2 volte, sempre nello stesso locale, comunque, perché sono gli unici a quanto pare che organizzano qualcosa del genere. La seconda volta è stato un contest, Sì. che comunque, diciamo, non era neanche organizzato chissà quanto bene, però comunque è stata una serata in cui ci siamo ritrovati un po' di artisti della provincia. E poi un'altra volta, apertura un ragazzo di Siracusa, apertura del concerto di un ragazzo di Siracusa, che molto presto aprirà il concerto a me. No, no. Yeah, un po' di, Era una freccia- no, un po' di spot, ci vuole. Sì. Un po' di hype, un po' di hype, dai. Sì. Sì. È pazzesco come la situazione sia cambiata. C'è molta più tolleranza da parte di tutte le persone. Adesso, Sì. adesso il rapper è il calciatore. Il rapper è il nuovo calciatore. Sì, Sì, il rapper è il nuovo calciatore, ma ci sono molti meno eventi. Cioè, non c'è nulla. È strano però, cioè, capito? Sì, il rapper adesso ha preso questa dimensione da superstar, però vedi in Italia arriva sempre tutto in ritardo, perché nel posto dove è nato il rap, no? Stati Uniti, o comunque nei posti dove si fa in una certa maniera il rap, i rapper sono normalmente delle star o comunque delle persone molto su. Qui diventi una star solo in certi casi, solo se hai amicizie con certi circuiti e solo se fai certe cose in certe trasmissioni, televisioni, cose, certe tipologie di strategie social. Comunque non è che si interessino più di tanto al rapper, nel senso che a meno che tu non sia vabbè, se si può considerare rapper ormai, Fedez, o comunque un Sì, personaggio, purtroppo. un personaggione, Sì, comunque. sì. Io Non non ti si voglio ispirano più di dire, tanto. ora Mentre fatta invece- la guerra, Patte. Cioè, tutti i rapper di adesso sono dei privilegiati di merda. Perché all'inizio, quando abbiamo cominciato a fare rap, la gente ci sputava addosso quasi quasi. Cioè, prima fare un rapper non era fare un calciatore o l'idea di farsi i soldi. Prima fare un rapper era fare il rap. La gente ti vedeva passare per strada vestito oversize perché si usava così, i pantaloni larghi, quello e quell'altro. Fratello, eri discriminato. Cioè, c'era un razzismo contro il rap. Che sei il rappista? Ora se vuoi fare... Cioè, picciotti, ora se vuoi fare il rap non è neanche nulla di strano, capito? Che No, ma tu il sei un discorso... rapper. Cioè, adesso se vuoi fare il rap non è niente di strano, perché comunque c'è stato chi ha fatto da apripista sta cosa. Chi si è preso la merda. Ora è tutto troppo facile. Vabbè, buono così, perché non vorrei che nessuno ripassi le stesse situazioni di merda che abbiamo passato noi. Però diciamo che sono molto più agevolati quelli che cominciano a farlo adesso. Secondo me ora la questione è l'opposto invece, nel senso che ora ce ne sono veramente troppi. Bravo. Solo che tutti si sentono questa capacità di poterlo fare, magari senza avere un messaggio preciso da lanciare o
Sì, ma come hai Magari visto, parlando- Prima come hai il più visto debole tutte, veniva tutte le annientato. persone che non hanno avuto un messaggio poi alla fine sono scomparse. Tu dici? Sì, sì, prima il più debole venivano annientati. Ah, prima, ma No, no, ormai anche non ha un adesso. messaggio Anche forse- adesso. Anche adesso. Anche adesso. Dura un anno. Sì, nel Neanche. senso si godono quello. i loro 12 minuti di fama. È questa hai detto giusto, ma in realtà avete detto tutti giusto, perché c'è un po' di tutto. In realtà non è che sia meglio o peggio, cioè io sono arrabbiatissimo come lui, però poi parlando seriamente uno fa le fotografie e cerca di essere oggettivo. E la questione della tecnologia, ragazzi, è quello che ha cambiato il tutto, perché prima avere accesso, sia l'avere accesso fisico, ma anche l'avere accesso ad un palco, ad un'occasione, funzionava in quella maniera lì, era tutto molto più fisico. Adesso hai già uno spazio, ma quello che ti serve adesso non è uno spazio, ma è Il una modo. notorietà, un riconoscimento che diciamo si misura, è misurabile con like, con visualizzazioni e cose del genere. Prima ovviamente non c'era perché non era quello E il soprattutto momento se e non si questo- puntava a E quello. soprattutto se questo sistema è malato, perché poi sappiamo che Spotify Italia è in mano a una persona, lui decide le playlist come monitorarle, lui decide chi fare andare in view, lui decide a chi vendere le visualizzazioni, a chi fare salire in Tutte le top. cose estreme sono una brutta cosa per me. Nel momento in cui la visione dell'artista è così radicalizzata, ok, così portato in alto come una superstar, ma il rapper nasce proprio come opposto di questo. Cioè noi nel rap abbiamo sempre avuto l'ossessione dei soldi, del bling bling, eccetera, ok? Però questo era il rap come è nato nel ghetto americano, eccetera. Non lo potevi fare in Italia, l'ho detto prima, ed è per questo che io ti dico che adesso se c'è qualcuno che fa rap, e lo dico senza intenzione ovviamente di fare pubblicità, ma perché per la stima e il rispetto a livello di rapper e di MC, è Kento. Perché il rap, l'hip hop, quello della cultura, quello che spingeva KRS-One, la Zulu Nation, cioè i fondamenti di questa cosa che stiamo Sì. ancora continuando a fare, era quella, era unity, peace, love and having fun. Cioè, ok, la cosa del bling bling sì, però qui in Italia è ridicolo, ok? Però è la parte che interessa al commercio e quindi prendono quello. Chi riesce a vendere il proprio messaggio fa quello, ok? Però per me non è rap, non è il rap che interessa a me. Io non ho mai capito questo. Sta gente ai tempi nostri li chiamavamo Sacher, sto Fedez, queste cose. Cioè, Sacher. I Sacher. Sacher, scarso, scrauso. Sacher. Quelli falsi, quelli Sì, fa sì, come sì. Totti. No, scritto con la U, con la U di Quelli succhiare. falsi, Ah, E capito? infatti, Per infatti intenderci. c'è anche il pezzo di Graf, no? Tipo, sai. Quella è una specie di inno nazionale per noi. Capito? Allora, io non ho mai capito questo di voi, generazione vecchia, perché io penso di essere un intermediario tra le nuove e vecchie generazioni, penso. Uno dei pochi. E non ho mai capito perché appena Fabio Fibra dice nel rap italiano appena fai soldi perdi punti. Perché? Cioè, tu fai questo lavoro. Allora, secondo me, una persona per essere. Io avevo scritto questa domanda: qual è la caratteristica fondamentale che deve avere un pezzo? Ed è il fatto di essere vero. Deve essere scritto, secondo me, è quello di essere vero. Dipende. Secondo me è quello di essere vero, cioè nel senso devi comunicare il tuo messaggio e devi riuscire a trasmettere questo messaggio di critica della società a più persone possibile. Uno che riesce a fare questa cosa e soprattutto la fa con il sentimento, non lo fa per fare soldi, secondo me lui ha vinto. E invece quello che voi pensate di solito è che quando qualcuno arriva a fare i soldi, arriva a commercializzare la propria roba, Sì, diventa scadente. Perché? Ciccio, ho Non l'ho avuto mai capito. un dibattito con Ciccio Di Martina dove mi diceva sì, Caparezza però è commerciale e venduto. Caparezza Vabbè, ma non se è un Caparezza, rapper, mi sa. scusate, Caparezza non è rapper, il fatto che scrive in rima non fa di lui un rapper. No. Fabi Fibra, di che stiamo parlando? Cioè, Fabi Fibra è un mostro, liricamente un mostro, spacca, ma come anche J-Ax. Cioè, J-Ax quando scrive è da paura. Cioè, adesso scrive ma quando scrive rap fa spavento. Era Però, uno dei rapper più forti d'Italia. Se tu senti un Fabi Fibra quando ti ha fatto un Uomini di Mare, ok, e lo senti quando ha fatto Mister Simpatia, sono due cose diverse. E non per il fatto di fare o non fare soldi. Il problema è che quando fai le cose con i controcazzi non ti si incula nessuno e soldi non ne fai.
Quindi vuol dire che quando fai le cose buone, coi controcazzi, i soldi non ne vedi. E non perché poi fai i soldi e allora sei un venduto, perché per fare i soldi vuol dire che qualche cosa l'hai venduta. Non che sei un venduto, perché ripeto, Fabio Fibra è un mostro. Un mostro. Però c'è stato Neffa, che non è che ha cambiato genere perché ha sbattuto la testa e da che faceva pezzi da paura, da paiura, anzi, si è messo a fare La mia signorina. Poi l'ho detto io col rap, a dire le cose in mezzo a un branco di ignoranti che non mi capisce quando io scrivo. Devo continuare a fare la fame, a perderci la vita, perché a un certo punto diventi pure grande e i soldi, non per forza quelli per comprarti la villa, ma anche perché per campare, ti servono. Esatto. Ok? Ha fatto La mia signorina, lui si è fatto mezzo blues perché già gli interessava questo stile di musica, tutti i ritornelli se li scriveva lui, quelli che poi gli Grande cantavano conoscenza, Neffa. al Castellano, eccetera, eccetera. E ha fatto, però ha cambiato completamente, capito? Non ha detto continuo a fare rap, lo faccio diverso così ci svolto i soldi. Invece Fabio Fibra ha avuto l'intelligenza. Fabio Fibra ha fatto scandalo, ha cominciato a fare pezzi che sono stati criticati, capito? Che la gente non accettava. Applausi Ma per ha Fibra, fatto quello che anche fanno fuori. gli americani da una vita: prendi una cosa e la ingigantisci, la porti all'ennesima potenza. Questo ha fatto Fabio Fibra, quello che faceva già Eminem quando ha fatto Slim Assolutamente. Shady, ok? Lui ha dato queste spiegazioni a proposito di questo. Non so se avete visto, non l'avete visto, il video sul vescovo. Abbiamo fatto il vescovo. Io ho letto il testo di Mr. Simpatico. Ah, certo, perché lui è... Sì, sì. E lui, io ho dato questa spiegazione prima che parlassimo di quel disco, ed è stata che lui ha capito che in quel periodo il pubblico erano gli artisti che facevano musica, e confermatemi voi stessi se non era così, perché chi si ascoltava il rap era chi faceva il rap. E lui ha detto: io mi sono rotto il cazzo di avere gli artisti che mi odiano, perché poi alla fine era tutta concorrenza, come mi avete anche un po' spiegato voi. Quindi lui ha detto: io ora allargo, io ora faccio delle rime del cazzo, do fastidio, e però faccio ascoltare il mio rap anche alle persone che non gliene frega un cazzo, anche le persone che dicono: oh, ma che è questo qua che sta parlando di me e dice queste cose volgari. Cioè erano delle rime semplici, palazzo, cazzo, queste cose che per voi erano, secondo me, proprio delle cose di sparargli addosso, perché erano tutti tecnici. Non l'abbiamo presa benissimo. Assolutamente, ma io ho capito infatti la dinamica, però era geniale, perché grazie a quella mossa il rap si è allargato e voi potevate rappare per un pubblico più grande, però voi odiavate cantare per un pubblico più grande. Questa è la cosa che non ho mai capito. Allora, tu devi considerare, vabbè, quello che ha detto Davide ovviamente c'è. Io allargo anche un pochettino proprio a livello sociale, antropologico, perché cioè, tu devi considerare che il rap è figlio del suo tempo e del suo modo, ok? Devi sempre considerare che ci sono stati almeno due modi di fare il rap. C'era il rap del bling bling, quindi quello dei soldi, del spacco tutto. Anche noi mettiamo sempre almeno un pezzo di quel tipo, perché fa parte della nostra cultura, però quello che vediamo e anche quello che ci serve per valutare un artista è: ma solo questo sai dire? C'hai qualcosa di concreto? È questo. Cioè, con quello valutiamo la bravura, il liricismo, ok? Il gioco di parole, la cazzimma, come si dice, ok? La fotta, va bene? Però poi qualcos'altro me la devi saper dire. Qual è il problema? Che nel 99% dei casi, quando finisci nelle mani di una major, e non sei più tu il soggetto che decide quando Queste devi major scrivere erano- e quando devi far uscire i tuoi dischi. Nel 99% dei casi, non ti sto parlando del rap, ti sto parlando della musica in generale, Sì, cioè sì, dai questo Metallica lo so. fino a prendi chi vuoi tu. Cioè nel 99% dei casi succede questo, che non essendo più tu padrone del tuo tempo e del tuo modo di fare musica, la tua musica comincia a cambiare, ok? Quindi noi siamo cresciuti con questo tipo di imprinting, diciamo, e quindi la nostra reazione era quella del cane arrabbiato. Non appena vedevamo qualcosina che puzzava un poco di commerciale, Dio ne scansi, cioè ci partiva, capito, il mostro ci partiva, ma è perché siamo cresciuti in quella maniera, ok? E quindi la nostra prospettiva era quella. Chiaro, non potevi non riconoscere che erano bravi quelle persone, non potevi non dire, cioè Fabri spacca, non puoi non dire Clementino spacca, non puoi non dire Rocco Hunt, però noi dobbiamo dire: questa gente è andata a Sanremo e noi la schifamo per questo, perché Sanremo è l'antitesi della musica, ok? Del fare musica, della libertà di fare musica, che è la base invece del nostro modo di farla. Cioè io faccio la musica dicendo quello che voglio, quando voglio, come voglio, a chi voglio. E quindi il rispetto fino a un certo punto per Fibra
che ha fatto questa cosa, però se questo diventa il tuo unico modo, se tu mi fai 6 dischi dove dici sono pazzo, spacco tutto, perché sono così, ho sbattuto la testa, hai rotto il cazzo dopo un poco, ok? Quindi non è solo la questione del passaggio al commerciale, è anche la questione della continuità in quello che mi dici, ok? Quindi Fabri Fibra lo si riconosce, bravo. Ti posso anche dire che anche un Fedez potrebbe essere anche bravo tecnicamente, ma dal punto di vista pratico per me è pop. E musica pop l'ascolto come la musica pop e gli do il rispetto che per me si merita la musica pop. Ok? Quindi un po' dobbiamo allargare un pochettino il terreno, perché non c'è solo quella cattiveria lì che però ce la portiamo, perché ovviamente siamo cresciuti così, siamo cresciuti, cioè dovevi dirlo. E quando noi lo dicevamo non c'era nessuno, cioè noi abbiamo fatto probabilmente centinaia di presenze sopra un palco che poteva essere da un garage fino ad aprire a Stocca e Buddy, ok? Ne abbiamo fatte centinaia di queste cose e era quella la cosa per noi, cioè era trovare l'occasione per farla venire fuori, non propagandarla in tutti i mezzi, era l'aderenza al messaggio. Basta. Se no troppo. Ok. Ti senti di dire qualcosa? Assolutamente, nel senso, allora magari il fatto di cambiare genere, se viene imposto da una major, allora la penso esattamente come te, assolutamente. Però il fatto di voler essere magari un po' più versatile, nel senso, come ho detto già prima, non soffermarsi troppo su una cosa, ma mettersi alla prova e fare altro anche. Comunque questa è una cosa che secondo me al contrario è degna di lode perché non ti soffermi, non stai nella tua zona di comfort, ma esci, ti metti alla prova te stesso e le tue capacità di scrittura, metriche, liriche, tutto, Assolutamente. in un altro genere che magari senti anche tuo. Siamo passati dal rap al reggae. Proprio per sta cosa. Di mettersi Questa in cosa gioco. non esclude però quello che dicevo prima io, cioè il fatto che Neffa abbia fatto un passaggio di quel tipo, visto che lui prima diceva Neffa, rientra in questo discorso, ma stranamente rientra anche in quello che ti dicevo io, perché comunque Neffa è rimasto coerente. Un pezzettino altro che aggiungo a quello che ha detto lui, l'ultimo disco che ha fatto Neffa si chiama Cico Pisco ed è un EP di 4 tracce dove ce n'è una, l'incognita, che abbiamo ascoltato anche nella produzione di Fritz da Cat, ok? Dove praticamente è uno slingolingo, quindi un insieme di parole in sequenza solo per fare l'assonanza, che per me dovrebbe essere preso e incorniciato fra il rap italiano. Ma lui che cosa ti stava dicendo con quello? Ti stava dicendo proprio questo, beh, ormai stiamo a questo, cioè che non parliamo di nulla. Allora sapete che c'è? Ciao. Non serve più che io resti in questo ambiente, in questo ambito, e quindi è passato a fare la mia signorina, ma con quella che per me è una super dignità, un super rispetto, perché lui ne sapeva di musica prima, lui si faceva le basi per lui e per gli altri, campionando dal jazz al soul, al blues, alla musica, la qualsiasi cosa, era un grandissimo produttore, un grandissimo conoscitore di musica. Una persona così non può rimanere per sempre bloccata in un unico genere, ed è quello che dicevi tu. Però, ecco, io lì poi si vede caso per caso, almeno io lo vedo caso per caso, vedo come fai questi passaggi. Cioè, quando passi dopo, mi fai solo la mia signorina oppure mi fai capire che hai comunque il tuo sguardo sul mondo e mi dici qualche cosa? Ecco, vedi, così secondo me i discorsi camminano insieme. Sì. Certo. E chiudendo, perché ci siamo dilungati abbastanza, vi faccio l'ultima domanda Da tutti e tre. a tutti e tre. Ok. Qual è la cosa che vi distingue? A livello personale La o... cosa che vi distingue nel modo di rappare, nello stile, secondo me è una cosa fondamentale per ogni gruppo, non lo so, poi se vi metto in... Altrimenti non ascolterebbero te, ma chiunque altro, se non hai quella cosa che ti quindi distingue. perché la gente dovrebbe ascoltare? Qual è quella particolarità che avete? Partiamo da Pietro. Da me. Pietro. Difficile. Però forse è proprio il fatto di, vabbè, intanto dire quello che sono, non quello che non sono. Quindi Ok. mai parlerei di altro come succede comunque nei pezzi rap, magari di armi, di droga, perché sono cose che non mi riguardano. Magari contestualizzandole tramite una metafora o un qualcosa del genere, allora sì, allora ci sta, anzi. Perché comunque ti butta proprio in quell'immaginario di street, eccetera, eccetera.
Però appunto devono tutte essere contestualizzate e soprattutto devi cioè, la cosa mia è proprio il fatto di essere io a 360 gradi e diciamo cerco di non omologarmi anche per quanto riguarda il linguaggio magari, cioè se ho da mettere un termine più che so universitario oppure un Aulico. aulico, esatto. O magari non utilizzare parolacce. Io ad esempio su un paio di pezzi miei non c'è l'explicit su Spotify proprio perché non c'è neanche mezza parolaccia, ho usato tutti i termini puliti, proprio così. E questa è stata proprio una scelta stilistica, nel senso che magari essendo un pezzo più intimo e magari non incazzato, ma più Conscious. proprio personale, conscious, magari non è necessario arrivare, cioè è proprio una scelta stilistica in questo caso e che in generale comunque non lo so, magari potrebbe anche essere questa la cosa che mi distingue, il fatto di non omologarmi troppo al concetto di rap o comunque non seguire un'etichetta particolare ma fare il cazzo che voglio proprio sostanzialmente. Anche se vuol dire uscire dai canoni e tutte queste cose, non mi interessa. Questa cosa l'ha detto tutto lui. Cioè, alla fine Potresti avere qualcosa di diverso, magari. Che ne so. no, perché io praticamente cioè, non scrivo di armi e droghe a meno che la cosa non la contestualizzi tramite una metafora. Perché no, vabbè, la genuinità che ci ha contraddistinto da sempre, cioè non è che facciamo appunto, non raccontiamo storie di fantascienza, non siamo i gangster, non siamo quelli con i macchinoni, con i soldi, non te ne hai accorto? Solo perché sono venuto con l'elicottero, se no lo vedevi il limousine. Ti ho visto la pistola quando sei entrato. Lascia perdere, storie vecchie. Comunque, è quello. Poi proprio il tratto distintivo, che ti posso dire, io sono stato sempre quello più istintivo, quello che scriveva le rime più proprio dirette, così colà, magari le sue te le spiega lui. Un erano po' più filosofico, più diciamo così. Ah, sì. Ma cioè, fondamentalmente la domanda è perché dovremmo ascoltarvi? Ecco. In grossa, non lo sa, in grossa sintesi, cioè che cos'è che vi contraddistingue? Spacchiamo. No. Perché qualsiasi cosa facciamo spacchiamo noi. Cioè, A sempre. posto. A posto? Quindi perché spaccate? No, per me Però no. io la posso dire una O cosa. perché vendete? No. Perché vorremmo. Io posso dire una cosa, ho fatto un video sia a loro che a te, quindi è una cosa che mi fa piacere, soprattutto come branding a Nodo, sapere di aver fatto il video sia ad una nuova realtà come la sua, sia alla vostra, ben radicata. Bravo, grazie. Grazie per non aver usato il vecchio. Sia alla nuova che alla vecchia. No, vabbè, si scherza, si scherza. Va E- bene, come al solito Roberto è intrallazzato ovunque e Insomma, la comunque passi Ragazzi, blocco, faccio il per favore. videomaker. bella per tutti ragazzi, grazie per averci ascoltato fino a questo punto, ringraziamo anche i nostri ospiti E che link ci in hanno bio per tutti i accompagnato. loro social per vedere tutto quello che fanno. Gang. Bella ragazzi. Bu bu. Scoop.